Venerdì 7 agosto, San Gaetano da Tiene. È il 220° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 146 al termine. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:30. La luna si leva alle 22:43 e tramonta alle 9:39. Il Consiglio dei 10 decreta la costituzione di una magistratura stabile formata da 3 nobili cittadini detti savi alle acque. È uno dei tanti provvedimenti che il governo veneto verrà adottando nel tempo per la tutela e la difesa delle acque di Venezia, chiamate le mura sante della città. Avranno ampi poteri in tema di organizzazione e mantenimento della laguna. Le previsioni per domani. Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche locale nube in più nelle ore pomeridiane in montagna, in genere senza precipitazioni. Temperature minime un po' in diminuzione, specie in pianura, temperature massime in aumento da lieve a localmente moderato. Potremmo definirlo un piccolo gioiello incastonato nel diadema delle colline che vanno da Conegliano a Vittorio Veneto. È Scomigo, comunità da poco meno di 1 migliaio di anime che da millenni sono raccolte attorno alla loro chiesa dedicata a Sant'Elena. In questi giorni è sagra, in questa che ufficialmente è frazione del comune di Conegliano, anche se in realtà probabilmente per longevità di comunità dovrebbe essere il contrario. E la festa di questa gente rimanda veramente agli insediamenti paleoveneti di qualche millennio prima di Cristo, visti i ritrovamenti di fibule ed altro materiale che sarebbe addirittura di fattura pre-etrusca. Colline queste, tra la valle dell'antico Piave e il Felettano, dal clima accogliente e dall'elevazione sufficiente per essere località difesa e lavorata nella terra. Il nome Scomigo potrebbe derivare dall'assegnazione romana tipica delle centurie, anche se qualcuno dà una connotazione venetica per un luogo di ritrovo comune. Un piccolo gioiello, dicevamo, che si deve scoprire deviando dalla strada che dalla Pontebana porta a Vittorio Veneto. Poco prima dell'incrocio, una serie di ceramiche annunciano l'entrata al paese, che da mezzo secolo ospita la scuola relativa, oltre alle 1000 iniziative dedicate alle sculture e alle opere realizzate. Ma Scomigo è anche il paese dei gelati, considerando che da qui Teofilo Samson partì per la grande avventura veronese di coni, coppette e quant'altro. Ma pochi sanno che a Scomigo venne inventato il ghiacciolo. Il papà del simbolo dell'estate e del mare è stato Alberto Steffan, che osservando d'inverno dei coetanei che succhiavano un pezzo di ghiaccio staccato da una grondaia, decise di realizzarne uno con lo sciroppo dolce derivato dalle ciliegie che i parenti coltivavano nella zona, mettendo nello stampo anche un bastoncino di liquirizia. Un'invenzione che ebbe successo quando Steffan a 14 anni andò a Milano in bicicletta. Era il 1929 e da lì si diffusero i ghiaccioli, che per i milanesi sono ancora gli staffanini.